E insomma, e insomma, e insomma, e insomma, si credevano e apparecchiare a finale Inter-Milan, e invece no, perché il Napoli batte questa sera il Milan 2-0 e va in finale di Supercoppa, come è giusto che sia, come da tradizione vuole, perché è giusto così. Cuore grinta cazzimma. Tattica, perché l'inserimento di Juan Jesus questa sera è tanta roba da parte di Antonio Conte, voglio. È tanta roba da parte di Antonio Conte. Io non vorrei svegliare i tifosi arabi, ne volesse citare i tifosi arabi perché stanno in Rumena. Vedete, questo è una tifosa araba, si stanno guardando la partita intensamente, questa è la seconda. Stanno guardando intensamente la partita perché naturalmente questi sono abituati al grande calcio lì in Arabia. La pirateria uccide il calcio, hashtag la pirateria uccide il calcio, diciamocelo sempre perché non sono queste partite davanti a un pubblico di Murt, possiamo dire così? Lo possiamo dire? Non vi offendete? Perché è assurdo tutto questo. Questi si sono svegliati all'80° quando è entrato Luka Modric. Ma veniamo alla partita, signori, un Napoli bello, cazzuto, voglio. Niente di meno, Juan Jesus secondo me stasera si è fatta, che ne sai, che ci sta, l'acqua di rosa in Arabia, usano l'acqua di rosa, pensano, usano lo spumato, si è fatta 10 casciune e bottiglie 2 litri tipo Don Perignon di acqua di rosa, perché stasera Juan Jesus è stato incredibile, una forma fisica allucinante, voglio. Un Kunku a palla, cioè mi proprio un Kunku, proprio lì, stile Grande Fratello Provini, proprio fa capire, per riprendere un po' il trend che sta uscendo ultimamente, cioè, vabbè, signori, è stato un Conte che ha dominato Massimiliano Allegri, che ogni contatto si gira intorno al quarto uomo, di fianco al quarto uomo, e però è fallo, e però è che... Fratello mio, dai, su, daritte pure le Oriali, e per far incazzare Oriali ce ne vo, per far incazzare Oriali ce ne vo, ma ce ne vuole tanto per far incazzare Oriali, vai giù, a una certa Oriali si è girata e ha detto, vai giù, e basta perché sei insopportabile, non si sopporta più, cioè, dai, per piacere, smettila, stop, please stop, ragazzi, poi vabbè, non c'è stato il saluto a fine partita, sti cazzi, fatemelo dire, perché poi sono 2 prime donne, Conte e Allegri, perché sono 2 prime donne, signori. Questa sera il Napoli è stato più squadra del Milan, possiamo dirlo tranquillamente, sì, che lo possiamo dire, lo possiamo anche scrivere nero su bianco, il Napoli stasera è stato più squadra. Tu guarda un po' se questo Juan Jesus insieme a Di Lorenzo e Rachmani può essere un'intuizione tattica di Conte, con Politano messo lì che ti fa avanti e indietro, con quell'Elmas e quel Neres che questa sera segna. Il piccione non ce l'avete fatto vedere, e ci capite che a voi il piccione in Arabia non vi piace, però a noi ci piace il piccione, e il piccione di Neres lo dovete far vedere, perché questo è patrimonio dell'UNESCO, questo diventerà patrimonio dell'UNESCO, questa esultanza, amici arabi. E poi c'è Højlund, signori, Højlund. Tanto criticato da Neapolis, stasera Neapolis gli fa i complimenti. Me, sottoscritto medesimo Antonio Nappi, gli fa i complimenti, perché stasera, secondo me, Højlund inizia ad annusare quello lì che stasera era in panchina, Romelu Lukaku, che non c'è stato bisogno, è entrato anche bene Luca, diciamocelo, è entrato bene Mazzocchi, che fa una bella diagonale nei minuti finali per andare a prendere Pulisic, ma non mi ricordo, ma penso poco Pulisic, e questo vuol dire tanto, fiducia nel gruppo, entra anche Vergara nella fine,
sbaglia un disimpegno al 91, 93esimo, 94esimo, quello che è, però gruppo, ci vuole il gruppo, serve gente come Juan Jesus di carattere. E poi ragazzi, Lobotka, Stanislav Lobotka, capebomba, voglio. Io non voglio fare tanti proclami, vinceremo la Supercoppa, no, perché poi naturalmente dipende chi ci arriverà in finale, l'Inter dovrà affrontarla in un modo, il Bologna lo dovrà affrontare in un altro modo, però lo scoglio Milan, la bestia nera Milan è stata buttata fuori, è vero, non tengono le A, non tenevano questo, non tenevano quello, un Napoli manca dei Bruin e manca anche chissà, quindi abbiamo fatto la Croce Rossa stasera in Arabia, cioè proprio fa capire. Il Napoli è andato con Barrito, occhio a questo ragazzo, preso dalla Juventus, la Juventus te lo lascia, occhio a Barrito. Io dico solo questo, occhio a questo giovane ragazzo, questo è giovane, se non sbaglio nell'Under 19 sta giocando in questo momento, non è nemmeno convocabile in primavera se non erro, forse sto dicendo un'eresia, ma forse no. Comunque, signori, questa sera abbiamo visto un Napoli che quando è messo alle strette, quando Conte arriva con l'acqua alla gola, con la consapevolezza che se perde la terza partita di fila gli entra nel curriculum, Conte ti sorprende, Juan Jesus me lo metto sul Rabiot, perché Juan Jesus esce addirittura sul Rabiot a centrocampo, Milan annichilito, perché nel secondo tempo il Milan non ha visto pallone, non ha visto palla, perché nel secondo tempo il Milan non crea assolutamente niente. Poi c'è il gol di Højlund che è una poesia, perché un tiro da lì, ragazzi, tutto mi sarei aspettato tranne che baciasse, ci limonasse con il palo e poi si insacca alle spalle di Mike Maignan. Forse non è stato perfetto nel primo gol del Napoli su Neres, lasciatemelo dire, sti cazzi, cioè, lasciatemelo dire. Attenzione perché signori, ve l'ho detto, non facciamo proclami, non diciamo niente, siamo in finale, ce la gogliamo, lunedì ci andremo a giocare questa finale, come va, con la consapevolezza che questa squadra quando ha l'acqua alla gola ti caccia sempre qualcosa, fa sempre quello step in più, però questo step bisogna farlo in campionato e in Champions League adesso, perché ci voglio arrivare ai 16esimi, mi voglio andare a giocare la Champions League, perché poi ritorneranno i giocatori. Vabbè, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, il piccione di Neres, Højlund, Nino D'Angelo e siamo in finale, sempre comunque Forza Napoli. Ciao a non so se farò uscire un post partita sulla Fiorentina perché il primo tempo l'ho perso, ma vorremmo poco, però questo Højlund che sente l'odore di Lukaku gli farà molto bene. Ciao a